sinistra. La prossima bivio a destra. Quando si arriva sul tornante si sta a destra. Si va Sempre su. Mamma mia. Quando vedi una Madonna nera sei giunto. Probabilmente la vedi anche prima. I ciclisti. Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questa nuova serie di video dopo il brevetto Mataiur, brevetto Castelmonte. 7 salite, non mi ricordo. Adesso ho appena iniziato via Albana, non mi ricordo chilometri di dislivello, vi dico dopo. Si va. Non ho capito se sono andati a sinistra o di qua. Boh. Andiamo con calma perché forse oggi ne faccio 2 di salite, vediamo dopo. Ciao. Via Brischis. Qua a destra. In pratica questa è l'ultima salita che abbiamo fatto anche durante l'ultimo giro SWAT. Avevo fatto il video, ve lo lascio linkato nella icona in alto a destra. Sì, proprio quella strada lì, qua ero esploso. I primi 6 belli, asfalto ok per la salita, non so se la farei volentieri in discesa, e tutti ritmo ok, cioè diciamo pendenza media potrebbe essere un 6-7%. La questione si fa fastidiosa più o meno da qui in poi, gli ultimi 3, perché come si vede anche da qua ci sono pendenze un po' più impegnative. Buongiorno. Qua forse è arrivato il momento di scendere dalla padella. Meglio.
già tra il 10 e l'11 in aumento. E gli ultimi sono tutti al 10 con qualche aumento al 12-13 tipo adesso. Qua c'è un'altra strada, tornante per l'ultimo chilometro e 7. Qua molla un pelino e anche l'asfalto è più scorrevole, quindi ti dà un attimo di respiro, o almeno l'illusione di poter rifiatare un attimo. Che panorama sulle valli, spettacolo. Ma qui mi direbbe salita terminata, però comunque manca un pezzo. Qua spiana e dopo si torna su. Eccoci. Si fa il tour, no? Quella lì è la 8, non fa è la niente. Tu hai 7. No, sta facendo? Sì, sì. Beh no, ha cambiato abbastanza. Nasce, l'ho presa con il Rival e adesso ho messo il Force. E aveva le C38, adesso ho messo Che danno, Enrico. solito. Che danno. Non può neanche bestemmiare tanto. Allarmi! Allarme, avvisare a casa. Prego, prego. Deve scambiare il numero per vedere stasera? Io vado giù per la Cividai. Perché qua la slunghiamo a massa. Per me. Se già 10,40 se voglio essere Perché qua tipo qua viene andare a tornare tipo viene 80. Perfetto, mi con altri E 30. là tornare viene 100. Perché ti scende per San Leonardo e te la slunghi Amico già 15, più 15, più 30, 80, 110. Ciao! Ciao, buon giro! Perché non stai mandando mai mi dirò, però. Credo di non aver registrato neanche un secondo di discesa. Tutto casino.
Allora, oggi video un po' strano perché sono decisamente arrugginito nel fare i video e aggiungere la cosa del scattare la foto e inviarla per convalida a inizio e fine salita mi ha sicuramente incasinato, e quindi è uscito un giro da 100 con 1000, una roba del genere. Ho fatto solo la salita via Albana, che non mi ricordo numericamente quant'è, ma magari ve lo scrivo qua sotto. Comunque più o meno sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sono 7 salite, tutte avranno circa dai 6 ai 700 metri di dislivello. Questa è la mappa, questo è il taccuino che vi danno già quella bustina anti-sudore. Adesso scriverò tutte le mie cose, e tanto gli orari di inizio salita, ho iniziato la salita alle 10 e poi ho l'orario anche di quando sono arrivato su a Castelmonte, e non ho preso l'orario della fine di via Albana, ho preso l'orario quando sono arrivato su a Castelmonte, credo sia giusto così. E in pratica qui scriverò la data, l'ora di partenza, l'ora di arrivo, e poi con il libretto tutto convalidato, come ho fatto quella volta del brevetto Mataiur, magari mi faccio il quadretto su dove ho tutti i numeri delle varie gare. Mi sarebbe piaciuto fare salita via Albana, discesa via Codromaz, anche perché mi sembra che via Codromaz è la discesa che si fa dopo la prima salita della Gran Fondo per Haiti, che ci sarà la settimana prossima, ma i ragazzi anche mi hanno detto che la discesa non è il top e quindi forse merita farla solo in salita. Magari se qualcuno lo sa mi lasci un commento qua sotto. E poi l'idea mia era prendere via Podresca, che inizia proprio lì vicino, ritornare su e poi tornare a casa. Però a livello di energia non era male oggi, anche con i carboliquidi che ho iniziato un po' a ritirare su come grammatura mi sono trovato abbastanza bene, non ho avuto fastidi. Però da ieri sera in palestra che c'era una caterva di snatch e overhead squat, devastato completamente, le gambe proprio non stanche, non vuote, ma mi tirava all'interno dalla caviglia fino all'attacco diciamo sotto linguine, veramente fastidioso, quindi non ho voglia di fare tanta salita. E poi anche coi tempi, per me partire da casa per andare a Castelmonte mi ci vogliono 40 minuti solo per 45, anche 50, solo per arrivare sotto le salite, e quindi è sempre complicato. Magari valuterò di muovere la macchina le prossime volte, anche se è una cosa che non mi fa impazzire. Forse oggi meritava, perché vai, fermati, prendi il taccuino, acquista il taccuino, parti, fermati, fai. Ok, dai, ma si può migliorare. Rispetto al brevetto Mataiur, che ricordo, ho filmato tutte le salite, il primo giorno ne ho fatte 2, vi lascio il link al video nella icona in alto a destra. Rispetto a quel taccuino lì, tu andavi a timbrare fisicamente in un posto a inizio della salita e in cima al rifugio Pelizzo, che era uno smeno perché dovevi fermarti, scendere e fare, rispetto a questo che devi fare la foto e mandarla via WhatsApp al numero che hanno scritto qua sul taccuino. Però forse preferivo perché ti dà proprio l'idea del parto e arrivo. Sì, non lo so, ci penso e mi svilupperò il mio parere. Fatemi sapere anche voi se state facendo il brevetto Castelmonte, anche se ho visto su Strava qualcuno di quelli da cui mi ispiro per i giri, che seguo anche un po' per rubacchiare delle tracce. Qualcuno l'ha già fatto, completato, e qualcuno l'ha anche completato in una volta sola. Cioè, assurdo, non ho minimamente la propensione e la fatica per fare una roba del genere. Mi piacerebbe tantissimo, ma quest'anno assolutamente no. Quindi abbiamo fatto queste 3 ore abbondanti, ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, se volete chiedere qualcosa o lasciare un suggerimento
qualche proposta di giro per mettere insieme le salite del brevetto Castelmonte, se volete venire a fare un giro ci troviamo in zona, tanto ne devo fare altre 6, quindi saranno tendenzialmente 6 o 5 giri. Sentiamoci, e fra l'altro si sta cercando di costruire un gruppo WhatsApp aperto a chiunque con tutti i ciclisti del Friuli Venezia Giulia. È come si dice, un'idea sicuramente importante, non sarà facile, però ci proviamo. Io ho il link, in caso scrivetemi che ve lo passo. Ci vediamo al prossimo video. Vado a mangiare. Ciao!